2 mesi fa hanno fatto quella pensillina che sembra una bara. Adesso hanno fatto l'ossario. Di più non posso dire, è bruttissimo, fuori da ogni regola, non si adatta al paesaggio, però da quello che so io è stato costretto anche a farlo così, non è colpa del titolare. Chi l'ha costretto? No, l'ha costruito il titolare dell'albergo, ma su concessioni edilizie ben precise, che sono variate negli anni, e credo che sia stato forzato a farlo così. Non che, perché la sovrintendenza dei beni che ha autorizzato questo tipo di... Quindi dice da chiedere spiegazioni alla sovrintendenza. Altro che. Stesso copione per questa coppia di fidanzatini francesi, per i quali la costruzione ricorderebbe i sobborghi di periferia e non una città storica quale Venezia. Pas du tout, j'aime pas du tout, c'est pas du tout Venise. Hein. On se sent pas à Venise quand on regarde cet hôtel-là comparé à l'autre à côté. Qu'est-ce que t'en penses? Trop épuré, trop design, c'est bien en périphérie mais pas en centre. C'est pas historique. E si passa dall'indignazione da parte di molti lavoratori. Mi dispiace, non posso lasciare dichiarazioni, sono a lavoro. Lei che mi dice? No comment. Alla finta indifferenza di alcuni residenti. Quale amore? Non l'ho neanche visto, tesoro. È l'ampliamento del Santa Chiara. Non l'ho visto. Sembrerebbe più un problema di colore, secondo me. Stona un po' i due colori. Qualcuno commenta dicendo che in fondo sarebbe in linea con la modernità presente in Piazzale Roma. Se fosse stato in un altro punto del Canal Grande non sarebbe stato molto bello, però qui è moderno e adatto. Forse sarò l'unico veneziano a cui piace, però lo approvo. Una considerazione misera, la risposta del popolo dei social, ma soprattutto dei veneziani. Non ci sta. Non credo di essere l'unico a pensarla così.